Seconda corsa dal Savio che vede il ritiro di Filippo il Grande, sono cavalli di 4 anni, Fatidic, Favoloso Mark, Follow Me, Fovermeri, Francisco Benal, Framboise in prima fila, Frullino in seconda. Come detto, Filippo il Grande ritirato, i favori del pronostico in chiusura per Favoloso Mark su Fovermeri, numeri 2 e 4 dello schieramento. Macchina che accelera e in partenza dall'esterno Framboise cerca di sorprendere tutti, mentre c'è stato l'errore di Frullino. Framboise si avvantaggia ma non riesce a sfilare. La squalifica per Frullino. Intanto rientra bene Favoloso Mark a Framboise, che è costretto così all'esterno. Primi 200 metri in 14,6, serra sotto invece Fovermeri. E Framboise è costretto a riprendere in mano per cercare poi una posizione che naturalmente in questo momento non c'è, e quindi rimane al largo. I due più attesi dunque in prima e seconda posizione, Favoloso Mark in vantaggio, Fovermeri in seconda posizione, al largo Framboise, in terza posizione Follow Me, mentre non bellissimo di andatura Francisco Benal che cerca di spostare all'esterno. Intanto i 600 se ne vanno in 46,2, cavalli davanti alle tribune, con leader Favoloso Mark nei confronti di Framboise all'esterno, Fovermeri alla corda, poi Follow Me, ancora Francisco Benal. Indietro Fatidic che cerca di ricongiungersi. Intanto 1-2 per gli 800 metri iniziali, con Favoloso Mark leader, Fovermeri in seconda posizione, Framboise che è all'esterno fin dalle prime battute, seguito da Francisco Benal alla corda Follow Me, chilometro che se ne va nell'ordine dell'1,18. L'errore intanto di Francisco Benal. Numero 5 Francisco e siamo Benal, a 500 dalla conclusione, con Favoloso Mark che accelera, in Fovermeri in seconda posizione, sopravanzata da Framboise che insiste nella sua progressione esterna. Ha spostato anche Follow Me, mentre è calata sensibilmente Fovermeri. Lo scatto di Follow Me in terza ruota, sopravanza Framboise. In vantaggio però c'è sempre Favoloso Mark che entra in testa in addirittura d'arrivo, ultimi 180 metri di gara. Follow Me che si lancia all'inseguimento di Favoloso Mark, che però ha ancora una lunghezza abbondante di margine. Guadagna terreno Follow Me, ma Favoloso Mark controlla nel finale e vince ancora facile nei confronti di Follow Me. Per il terzo, forse Framboise ancora terzo su Fatidic, non abbiamo sentito, c'è stata una squalifica comunque nelle fasi finali della gara. Quel che più importa comunque è che Favoloso Mark e Giuseppe Colantonio in percorso di testa vincono molto molto bene, controllando il bel finale di Follow Me che finisce al secondo posto. Successo quindi per Favoloso Mark e Giuseppe Colantonio per conto di Daniele Cuglini e della scuderia Perugia 2000.